Con Venezia, con qualcosetta da parte, non ho bisogno. La lascia sti discorsi. Ma forse signor Barba non vuole che Rosina faccia il cantante. Ah, perché c'è un feudo del 500. No, povero vecchio. Lui si sta sempre per marzo, Bemmi. Non sa cosa che sia sti teatri, sta musica. E che proprio non sta da bene mettere una puttana sulle scene e che farla si rondolare al mondo. A rendersi anche da combattere, vero? Ma cosa sarà con lui a sua felicità? Cioè, un giorno e può diventare celebre, nominata da tutti e piena dei soldi, già. Ma questa è giusta. Ah, se per questo che mi ne sono adattata. In principio non c'era persuasa neanche a me. Non mi intendeva di ste robe. A me pareva per fin di mettere nostra figlia in berlina. Credeva fin che se facesse peccava. E non sapeva se no. Ma mio marito me l'ha persuasa e mi ha fatto che venga fin Don Juan a parlarmi. E lui mi ha detto che andare sul teatro non dice niente di male, che non si fa peccare. Già, e Santa Cecilia cantava anche lei sono le sue musica. Sapesse quante Ave Maria che ho detto a Santa Cecilia e quante che lei ne dirò. Mia, non posso far altro per nostra figlia che pregare. Ah, so. Una povera seppiola. Via, mi conta piuttosto. E mi conta il vestito fatto. Via, mia. Lascia stare. Che paese, creature benedette. Che strade larghe, che case alte. Che carrozze, che tibidoi. Mica ne perdo su un cucciolo di acqua, figurati che chiamare onda. Poi adesso caete là. E città dove che se tante carrozze cavalli mi non posso. Ma guarda, oh, è me stesso. Andremo poi a spassare in una procuratina dove che si trovano tutti i cantanti. anche mia, che si procura ciò. Non pensa, quante? La galleria che dice. Sì, era una grande fatta a cose. Che dice la galleria? Sì, perché i cantanti ammissiona sempre, no? È giusto, l'Angelo che ha conosciuto un impresario che ha fatto cantare nostra figlia il Doro. E la cantare fa il maschera, vero? Sì, e ha fatto a parte del paggio. Oh, la parte dopo, Sì, ma cantava da donna, sai. Chissà poche con che sarà pasta vestia così. La aveva un vestiti setta, tutto serrappia il collo. Ma per dire, da stessa non mi hanno fatto capire da Angelo se non mi criava. Ma poco visto in chi stati? Così, senza cotole, con che gambette, e pensare che andava davanti a tutta la gente, sposi, ma non mi veniva da piangere. No, ma questo è il sempiare, che piace. Ah, voglio vedere se a Venezia solisette in pupoite davanti a un teatro pieno, che diria? Io però il pupoite nessuno viene più segare. Quella già era proprio da magnata e la incontra tanto e poi tanto e da Venezia che se veniva un telegrafo anche per stipulare al mail. Da una parte me la faccio vero di tornare, dall'altra Manso dice che per nostra figlia c'è una fortuna cantare a Venezia, dunque non che pensiamo a Brava, tu sì che da parlare avanti. Certo. Guarda, io non mi intendo di niente, ma per nostra mia sicurezza avete il pupoite a cantare anche a me. E noi altri rimane guarda che Se posso piovere sulla Barbara. Finalmente hanno. Padrona si Magnanza. Io con lei. Che buon dì, mamma! Ciao, cosa canti sotto la di quella? E ti ho duetto che voglio cantare con Sera Rosina. Bravo. Guardi, da poco in qua che se veniva a Smania di mettersi a cantare, poi intanto trascura i suoi affari, dico. Dai, lascia che si diverta fuori. Sì, ora no, che cada prendere in fondi, altro che. Ma sì, vuol cantarmi, ma darò a solfa, guarda. E il ganose che spendi i cervelli. Ma tu non ti cadi questi pensieri, Dimmi piuttosto, quando sai che manieremo sti confetti? Appena che Tony torna dall'ultimo viaggio, che so barba che voi sto che passa. Noi possiamo andare a Zanetto, non si capita neanche. Ma cara, un'altra idea del sciogotto, la carne di venirsi vicino in Zanetto perché che sta soggetto, Oh, Vanessa! Poi sei giusto qua. Zanetto? Sì, Ma non mi parlo che non può bene, che No, ma cosa vola che sia successo, signor Benedetto? Ma intanto vado da Sera Rosina. Sì o no? Io
ne aspettano gli altri e non fate il macaco, Siamo ignosa. È vetrata come un puteo. Di una fare. Ma sto un po' bene, barba. Ho la gamba che lo fa combattere ma non mi sei mai. Beh, ma intanto che aspetta Sir Angelo, se vuole venire a salutare a Rosina. E cavolo, vedi suo fratello? Dall'ultima lettera che sa. E quando si fermi a Genova? Io andai in visita a tanti clienti, ma che Dio sa quando per chi. Devo andare a Devo Rosina, andare. che poi Io ancora non questa voglio mattina. sentirlo cantare, va bene? Maria, benedetta, buoni Rosina. Sì, la pressa da andare via. Non ho niente da dirvi. E sai che Tony sia a Genova che poi si parte a Panibilitera che sta quaresima torna a sposarla. Sei contenta? Non vieni a sentire Rosina, caro? E non me ne importa niente. Vediamo, che se a poco si tarda di gesta Rosina che non la voglio neanche a vedere. La sa che con le donne non mi trovo. Grazie del complimento, del resto chi espressa compra e una volta hanno gabaria di così e confessa che aveva delle simpatie. Una volta e ora. E per cosa non ha mai detto niente. Perché allora che c'era quel Sirio Torini, quel dilettante, e cascuno a cantare insieme che faceva il cascamorto, e mi non spirito, sono già con la manera, e faceva cattiva figura in confronto che il babuino. Ah, mi ricordo, ma Rosina non neanche badava, che esempio. Invece credo che per lui che fosse qualche simpatia. Se mi avesse questo bene, sarei andata in teatro. Anda, questa è buona, per cosa non dovevi andare? Perché doveva sapere che facendo che a carriera mi certo non potrei sposarla. E cosa vuole che la sacrifica la sua vita per lui che in fin dei conti non ha mai parlato? Se va bene a sé non si ascolta che il cuore e non l'ambizione. Ma se che dicesse, gusto diventare la prima cantante del mondo o gusto Totò? Ah, voi in mente quante cantanti che sia al mondo, Tony? Vedi a cosa vuol bene. Ma Rosina se n'altra faccenda. In fin dei conti ne pare che anche a un uomo che deve tenersi in conto di quello che viene una cosa di spirito, di talento, ammirato da tutti. La mia figlia mi manco il talento un poco più del cuore, ma qua è talento, robe da ridere. Vuol dire no, forse. Non ha sentito che fanatismo che vi ha fatto addosso. E poi sento che tutti che ne parla domani sera la cavarà un gran successo. Domani sera sa cosa che sarà? Tutti ammiratori del suo padre, tutti quei che Luca invinia a testa sti giorni. Andrà a teatri che batterà in mano e la combattirà perché sei putea, veneziana. Suo padre la buona fede che batti mai, si scalderà a testa. Ma via da Venezia si rincorrerà un giorno in maniera panca in Dio. E cosa sa Luca e Rosina non possa diventare una gran celebrità? Sì, perché era una cosina bella, in camera. Ma chi in teatro non sa neanche a sentire? Perché a studiare poco il male, basta dire che il suo maestro è sordo e mezzo insieme io. E questo dimostra che bestia che adesso pare. Ma se io vedesse, si orange questi giorni, e corre per tutta Venezia, non fa che fare tutti per strada. E fermi a santa carità, e vieni proprio domande sia, e parla cosa vera, mia figlia, e che fa tanto di testa. Ora che ti dico, a sta ora che mi oranzo mia figlia. Lui fa tutto passo bene per farla comparire. Sì, io non voglio che faccia vanità e poca testa, un giorno una rovina da seno. Questa esagerazione si orbotola. No, la sa cosa è che l'ho. Mi faccio del tutto per evitarlo. Ma sti soldi non voglio neanche andare fuori di casa perché dice che vede che il nome è scritto sui cartoni che mi c'è sangue. Ma la guarda, la manda vita si oranzo, ma poi davanti a una sesseria. E vuoi che dica che non mi darà sti soldi se non ha fatto che domani non passa a cantare Sofia? Ma non solo, e vuoi che dica che se non la ritira dai teatri, lui è morto per loro. Sicuro anche il comporto che Rosina crede che mi riscalda la testa e barba. Ma guarda, sta idea, pensaria come un puteo. Demo, se ne non l'ho mai visto così. Sì, Lisetta, vedi, a parlare con io, mi pare di parlare con mia sorella. A chi attosa che voglio ancora bene, ma non ve l'ho detto a nessuno. E adesso che sono sul punto di perdere tutte le speranze, non posso più in casa. Che abbia poco di spirito. E vorrà dire che parlerò mica. No, per carità, ma che dica niente. Ma no, parlerò come vita, starò al terreno e vedrò che anche lei ha di simpatia per lui, allora si potrà far coraggio. La gara sono, bisogna decidersi. Se Eva dirà che Rosina non pensa più a me, mi persuaderò il Barbara a farmi andare a Genova, l'altro a me il comando del bastimento. Tisio da seno! Sì, dico da seno. Che sei capo del Siranzo? E lei con l'impresario, poi sono un imbrogione che cavarà anche a E camicia. che parla lui in Ma campo? non mi pare il momento, sarà, semmai venirò più tardi. Ah, dei volte non si sa, è tutto Abbia pazienza un momentino. Oh, Lisetta, convivenza, caro salito, tu sarai in un paesaggio. Ecco a dire. Non è depressa, non è depressa, cosa mai. Mia figlia, E sedi acqua, mamma. Ah sì,
Studia. Vuoi ascoltare queste due parole? Sì, prego. Studia sempre, gran cosa. Vorrà dire che mi tornerò più tardi. Ah, sì, quello di spiegare un affare quando sto posto. Viva Dodea! Arrivederci. Prego, dimmi, cosa gli deve? Cosa vuoi? Ascolta, tu sai che finora la stagione andò parecchio male. Abbiamo fatto 3 opere, ma nessuna ha portato gente a teatro. Ci ho rimesso anche 5.000 lire. Io po' qua al mio segretario, non è vero? Perché... A ronda le colpi, la gente non va più a teatro e si è perso e a non parlare. Cosa volevo che voi andasse lei a fare con quei roschi che avevi? Che aveva scambiato le prime donne, che sta una processione di baritoni che pareva che andassi a trovare qualche candidata. E poi fra denunzia. Anche quel baritono che gara a cantare con mia figlia, poi non essere peso. Guarda, io non sono uno di quei fari che esalta i fiori, ma se non avessi mia figlia, non avessi sarà bottega, sì, proprio. Infatti siamo venuti da te appunto per questo. Per cosa? In confidenza. Le masse devono avere 4 giorni di paga. Sì, e mi hanno dichiarato che se domani non do loro un anticipo, non verranno a teatro e sarò costretto a mandare a monte lo spettacolo. Monte? Vabbè, a santa carità, non stai neanche a dirlo per scherzo. Lui ha di me spiaceria per Sofia. Mi siamo malati tutta Venezia. Che farà il pieno? Ma quegli altri vogliono i soldi. Su, non inquietarti, fai una cosa, prestami tu le 300 lire. Vuol dire che sei impegnato sui introiti due domani. Santa pazienza, mi faresti andare proprio in bestia. Mia figlia, ve canta per niente e la faccia fare soldi a capelli io ancora? Basta, farò anche questa, che la torna a Saneto ve la ho qui. Bravo, mi consoli. Guarda, ero in un imbroglio maledetto. Sì. Noi altri siamo sicuri che Sofia farà un gran ciasso. Sì, io Ma scherzo, ma sul serio? Io conto di finire la stagione col trovatore. Ma te che fa? Ma mia figlia voglio i 2 camerini che si sono su dei scali, va bene? Lo sai che uno è occupato dal contratto e poi sono i più incomodi, dai, sono lontani dalla scena. No, i più decenti. E io voglio tutti due perché uno mi servirà per me, per mia moglie, per signora Felicita, per mia cognata che venirà a aiutarmi via, no? Vuoi finire il palcoscenico? Come devo fare a mandare via il contralto, la maglia? Guarda che casi. Chi si è prima donna? Mia figlia. Per chi venirà sempre a teatro? Per mia figlia. Dunque il contratto, tutti a due che ora, tanto sa, con quei 4 stonari che ha fatto. Piano, e non andare in quelle case. Ma io proprio su decisione del video. So che dice mai di mia figlia, povera stupida, che pensi sono morosi che farà meglio. La secchetta il camerino giusto per essere distante dal suo marito. Sì. Guarda come fa l'arte così. Va bene. Cercherò di persuaderla. Farò l'uomo. Ecco, un'altra cosa. Uno dei miei colpi di testa voi domandare Venezia sempre. Adesso quando ti adesso qua, passai dal fiorista, ho visto che lì c'era 3 massi per rezzare. Comprare uno e fai mettere su un nastro piccoletto così tanto per far vedere, no? Ecco, ma per carità, non stai mica a dire che avevo mandato via, Fai mettere su sto nastro e casomai mettendo un biglietto con scritto alcuni ammiratori. Se tua figlia non è ancora andata in scena. Beh, ora facciamo così. Mettete alcuni ammiratori delle prove generali. Oggi che si anima, che si metta di buon umore. Però non andati, te conosce. Manda che fa tutti la piede. Scusa, segretario. Ve lo da pagare. Aspetta, si sa. Aspetta che vado a trovare i soldi. Ma per carità, che non mi sprissa che avevamo da me. Sì. Permesso un momentino. Anche non riesco a fare dei cantanti, ma come che mi bianca con la sternita piangere. Meno male che mi darà il denaro. Adesso la danno che tu sanno mica, non so neanche più come fare a partire avanti. Caro Brocchete. Brocchete, le brocchete le fanno così, che non mi hanno un guarino in mezzo stai uguale, a quando non sei più, che non mi avrei mai più uguale, Senti, fai una cosa, chiedi i denari che ti darà per i fiori, no? se hai fiori di apparati, E dirà che per Sionangelo che passerà lui a pagarlo, Se domani sua figlia andrà bene, lo pagherà volentieri. Se andrà male, 1 più 1 meno. sì. Oh, ecco qua. Ecco, stavo 30 franchi. E ora è noi che più. Sì. Ecco,
Per carità, che non vestisse dovevo mandare. Restava E ricordarsi di mettermi il biglietto. alcuni ammiratori delle prove generali. Bravo. Alcuni ammiratori che mi pagano un vero. Allora, dicevamo per quell'affarino, sai, delle 300 lire. Ah sì, dopo ti porterò qua da Martini, non state preoccupare. Vabbè, allora io non me ne vado. Come? Non ti saluti mia figlia, la prima donna? Ah, sì, giusto, hai ragione. Che ha sentito quel grido doppia cadenza? Sì. Adesso ti aggrappa niente, ma fra un po' di anni bisognerà che io paga tanto oro quando che appena... Poi fa che vedere non mi sei mai, È brava la nostra prima donna. Ho sentito che la voce va bene. Sì, sono contenta. Insomma, mi raccomando che mi porta l'abito del primo atto per provare. non si fa preoccupare. Pensa a tutto il papà, pensa a tutto il papà. Pensa a tutto il papà. Sì, dai, vedrai che andrà molto bene. Ma diteci ciò che andrà bene. Caspita che manca lì a caffè. Ma che bene, no? Allora, bambina mia, io me ne vado. Anzolo, allora noi ci vediamo dopo, sai, per quell'affarino. Sì, non state preoccupare. Aspetta, guarda che dice il maestro che fai fare. Oh, ciao maestro. Mi guarda il maestro che mancava solo Stanno bene? Sera sta contento delle prove ieri sera? Sono anche in agitazione finché non arriva domande sera. Voglio sto caro di trovare quanta. E guarda che a parte di San Tommaso che stavo di casa, i attacca pochi preavvisi che attaccai. Ne faremo mettere tutti gli altri. E ne ha fatto po' rabbia che il ponte di Madonetta ne ho visto uno mezzo sbregato. non stai a preoccuparsi maestro, che domani sarà un pieno lo stesso. Sì, io dico io. Oh, mi raccomando, un palchito fammi vecchia fare. Ah, sicuro, anzi guarda, vado subito a farglielo mettere. Grazie. Va bene. Porti al teatro anche su Mogliessi. Sì, mi sono alzato adesso. E che sempre in mente a sua musica. Porti al teatro anche su Mogliessi. Sì, ora va a venire lei a sentire la mia scuola. Quasi 40 anni che ne va a teatro. Dai a sera della mia opera. Perciò? Sì, io che fate la felice, no? Che opera sia? Ma io trovavo un partito contrario, gli ha buttato su e poi ma mandare avanti qui a Derosini gli ha compravano. Guarda, sì, proprio robe che rivolta proprio a... Ma... Adesso squadra farà vedere chi che è questo momento che era educata. No, bene, ma cosa fa? Come fa di... Bene. Anche a me non mi pare tanto del suo, se è vero? Anche non convinti. Oh, ciò che insieme a te. Queste stare maestro che stare a voce. Sarà quel beccotti che mi abbia. Molto che andiamo in stare. Oh, Dio signore, per la semestra lo fate cruciare tutto il sonno. Ma sì, dai, noi a tormentare. Insomma, scusa, sarà una dicevo parea. Arrabbiata che sei, io vorrei stare qua che non sia una cosa, vieni via. Scusa, signore Ugelli. Non sia una Signore cosa. Ugelli, che fa con te, Amalia? E chi si sta male? E sei con casa, no? Oh, che non si tipo di spassisarmi su i becconi qui, no? Ma per la carità. Perché sono Mario. Che si maritata? Ciao. Come sono il violone dell'orchestra e ci c'è come un turno, io stai battendo tutto il giorno. Ma che Ah, queste desiderate che tu vi siete inviati, che dai fatti vostri Così, cari. mostra che le fotografie degli album, cara, mostra che le fotografie degli Così album. guarda le fotografie. Bravo. Quello che mi dica lì, per cose che spassisate spesso sotto i balconi. Ma te vorrà trovarmi lì una volta io in casa, hai vorrà conoscere sta roba, madonna no. Sei un abituale di teatri, no? Cosa che c'è bisogno di non passare sotto i balconi? Così per curiosità, ma conosco sta roba, madonna no. Può essere che sia Adesso si pagava mi rompe tutto. E che mi rimetti sempre nuovi. Ma non pacificare, guarda, non lo capiva bene che ho il sintomo
no, pensate, Solo questo visto Zanetto, se no parla. Cosa si sta Zanetto? Siamo sicuri di venirti a salutare, ma che va pressa. Questa sera ad un addio bello, se è vero? Ma quanto è? Ma cosa cavolo da dire? Ti fanno un affare. Di tutti sti ritratti mi piace meglio questo. Che veda anche a me. Che veda. Oh, caro, mia figlia. Benzo. Sì, lo sei mia. spiritoso il macacco, Ora siete io di megalotto toccare che io licenziai. Tanto bene. Porta la cassa del matrimonio. In arte se ne vede tante. No, ma è tra i fatti sui, sa. Ma sta sempre di opinione che se adesso non si marita. Non mi sposare, non che sei pericolo. E ciò percosso. No, che sei in pericoli, no. Io ho capito la carina mia. Carina mia, se devi sposarti, da un addio all'arte. Erano gravi questi pensieri, ragazzo papà qua. E poi deve pensare a farsi loro. Anche perché esemplare di morosi. E il mio moroso? E se questo? La poveri leggi. Oh, per te, un masso di fiori. Un masso di fiori per mia figlia, sì. Sì, caro, mi aveva detto che io mandavo. Oh, grazie, dai. Cassino che sei elegante! Sei parosina! Che sei anche vero? È signora prima donna. Cassino che sei bello! Sei proprio vero, mi dico che cada vez che posso di più. Che sei comandando? Che sei biglietto? Come non sei biglietto? Se non dovrebbero chiedere se lo smetteranno dalle biglietto. Ti ha detto che ti sanno? Sì, sapeva, sì, alcuni ammiratori, ma non state preoccupare. Lo sapremo già. Adesso vi devo andare il momento in teatro. Vado e vengo. Se torna a Zanetto, dice che mi aspetta, Mi raccomando, maestro Mielo con me, andiamo in teatro, caro. Sì, andiamo a vedere, sì, ho visto i manifesti dappertutto. Sono sì. Andiamo in cucina, andiamo a mettere su qualcosa. Rosina, siete nipoti prime che sono te, ah? Sì, stavo mia a fargli compagnia. Oh, grazie, cara, grazie. Guarda che mi dica. Mio fratello che ti fa garante. Guarda, tu dici che aveva messo un biglietto. E il biglietto da che se lo vedemo? Eugenio Lorini. Signor Eugenio. Guarda cosa che c'è scritto. Se questi poveri fiori adorneranno domani sera il vostro camerino, mi direte tacitamente che non sgradite anche il cuore di chi ve li offre. Zanetto può andare via domani qua prima. Ma capisco niente. Mi ne pare di sì. Mi nota seno. Sto sia così che spassire sotto i balconi. A fare il contralto ti ha sentito. Ho sentito, ma adesso vedo. Ti garantisco che non mi sono mai accorta di lui. Una volta sì, veniva in casa. Io lo conosco sempre più uno che dà smania di fargli a corte a tutte le donne del teatro. Ma non pensavo fosse stupido e prudente. Ma tuo papà sapeva che? Sapeva del masso, ma non sapeva del biglietto. E cosa farà sto tiro che porterà certi fiori in camarin? I fiori. Li butterò fuori dal balcone. E il biglietto che darò al papà. Ma non vale la pena che inquieta. Se meglio dare una ridata domani. Se venerà altro, io daremo un giro. Ma di volte non si sa, il poterli a fare da seno. E cosa me ne importa a me? E proprio. Non è da lui né da nessuno. E neanche. Cosa gasto? Dimmi. Parla. Una volta mi pareva che Zanetto... Quale? E il fratello ho detto... Ti trova proprio quel giusto. Lui che non avuto mai neanche una parola gentile per me. Che dice che non farà mai niente. Che suppia sotto al barba. Ancora ti dà proprio pace di scherzare, guarda. Zanetto mio, non colpa. Ma per
cosa ti mi fasse questa domanda? Ah, non badar, sono sempia. Cosa adesso sei tu sei allegra? E vedi tu, al tuo ho fatto capire a Zanetto che non sei carità cristiana a tenere lontano suo Fadeo e che non dite tante che l'andrà via lui e Tony venirà a Venezia. L'andrà via? Sì, ma dopo che ho pensato mi pareva che una volta Zanetto e non voleva che fa colpa Per me mia. che vada che resta se proprio stesso. Figurati se adesso non che farò presto di andare via. Che vuoi un gran bene al tuo Tony. Se che voglio ben un fiattino steghetto, ma con tanto di cuore, a suo fratello che somiglia proprio. Oh no, l'use là, scatturino. E poca un certo fa. Proprio con chi capelli Con che il visito da San Luigi Oh, Gonzaga. Oh, magari che Tony tornasse prima che ti tendassi via, voglio che ti stassi le mie nozze. Cosa gusto, se sogno della mia vita, credo. Se ti sapessi quanti che stai in aria che passo, voglio che trovi una casetta, ma non mica su San Marco, sas tu. Lontano, con un orteseo, voglio fargli un paradiso. Oh, se goda parerebbe stupida a te. Partire a vita da tutto un altro aspetto, per me Tony, se tutto mi avvenir, ti messi figa il tuo talento, e a musica, al teatro, gli applausi, ti girerà il mondo, ti sarà festeggiato da tutti, un giorno chissà, ti incontrerà un conte e ti sposerà e non ti ricorderai della tua Lisetta che la sei la moglie del suo Tony. Mi sposarmi neanche per il sogno. Cristo che un giorno non ti innamorerai anche a te di qualche dun. Innamorarmi mi sempliare. Mi sento che non sarei nata. Pare vita quiete della tua che ti sogni in te. Ormai ho bisogno di distrazione continua e di svaghi di varietà. E poi ti gastiamo che ha parlato scheletito. Tu che hai fatto dei sacrifici per farmi studiare, per mettermi su carriera. Quindi che sono grata dei suoi sacrifici. Perché così al manco potrò fare uno stato da per me, vivere indipendente, diventare forse qualcosa. Che ti volissi, che mi innamorassi, che sacrificasse il mio avvenire per i begli occhi di un brutto martucco. No, voglio studiare, voglio farmi un nome e passare la vita tra gli applausi, i fiori, le feste, le musiche, il papà e la mamma, chi sarà beato. E cioè ti piangi! Non badar, sasto. Sono un poco nervosa per domani. Anzi, sono allegra. Sono sicura che avrà un gran successo. Rispetto di chi mi vuol male. Ma sì, sta allegra, quasi quasi ti invidiaria. Ma no, Sastu, noi saremo sempre amiche e anche quando tu ti sarai lontana ci scriveremo sempre e ti mi incontrerai i tuoi festi, i tuoi trionfi, di quel che ti farà a corte. Guarda, sta freschi, papà. C'è tanto torrentino che non ti dico. Come che il mamma che mi acaba di mandare sto biglietto. Se il mio cuore fosse fra questi fiori. Rosto, rosto, sua grea. Senza avesse. Ma proprio. Sei qua Zanetto? Torni che dire. Adesso? Di che vada via. Sì. Lascia fare a me. Vado via, perché mi si può in gesto, guarda che non posso soffrire. Con permesso. Oh, la scusa, signorina Rosina. Venivi in cerca del papà? E il secondo è devoto al piede. Anzi, guardavo di salutarlo prima che vada via. Come che vada via? Ho sentito che va a Genova per farti sopra da Dogna Venezia. Bravo, e il fa bene. E ha detto. E anzi, scusa, mi pareva che doveva farlo prima. Basta, meglio tardi che mai. Ma non mi devi questi questi fiori, perché mi dispiaceria proprio chi morisse. Mi sta tanto a cuore. E mi dispiace, ma non ne ho colpa. Aveva potuto che sono proprio indifferenti, sai. E la simpatia, i suoi teatri, i suoi gloria, i suoi adoratori. Ah, per questo che è sicuro se che sei indifferente tu, che sei indifferente anche tutti gli altri. Io sono sempre, ma non sono mica orbo. Quel masso, quel biglietto, quel che dunque che fa a corte all'astro che sorge. Se sapessi cosa che la garidesca. Ah sì, magari è scommesso. E quel masso chi l'ha mandato? Via me lo può dire. Anzi, quanto più sono sicuro che Rosina ha qualche simpatia, tanto più presto andrò via. Che la mandà Sir Eugenio. Magari è scommesso. Poi usiamo parea. E il biglietto? E il biglietto cosa diceva? Via me lo può dire, non vede che mi aggodo. E guarda, per commesso non che vada nessuno dirò una parola del taso. Allora si figura. Che dice che se gradirà con i fiori su cuore li porta per segno domani in camarin. E li porterà a me. Ma cosa se pensi o? Mi scommetto quel che vuole, domani sera li porterà. Ma a me non me ne importa niente, al cuore parlerò col barba che scriverò a Tony e che io dica a sua mamma. Ma alle volte non si sa e poteria credere.
Oh, bravo, Zanè. Sono qua, amico. Fa un piacere. Dica Mariangelo che vedo sui sorrisi. Tu sarai io a portare un intervento Franzi, giusto un po' come un'operazione. Ecco, a dirti la verità. Non li portare? Veramente barba mica dai. Orco, mi dispiace, ma non puoi vero fuori. Proprio li porterà. Devi tu di dire qualcosa. Adesso che andare di snare, però che ti scriva. Ah, anche sì che non vuoi darmi soldi. Ma fammi un dispetto, ma l'ho potuto mia, avanza, la porcheria, santa pazienza. Ma sai che uomo vuol fare la tranquillità? Ma si rabbia! Infatti, il posto che non vuole fare conmigo, mi sa di conti che mi lo invente lui, sono soldi, per fare la santa carità, per fare la santa che la vedo a me. Zenato, dopo avere i soldi del barba, che ne faccio il conto suo, se li do. Lo so lì per cosa. Non ti inquietare, non ti inquietare. Ma non vuol dargli i soldi. Perché ti darà, ma non può. Va bene, va bene. Ma non so, ora, se non do un po' faccio un sproposito. Comare benedetto, sì, io cuore a fuori da Romia. Grazie, comare, grazie. Ma non si ricorda, e che dica, che non si fa così, perché se non vuoi che mia figlia canta e sia barata, bastati aspettare un po'. No, Guarda, un altro masso dei fiori per sottolineare. Se la Barbara, anche domani parleremo. sì, va bene, parleremo domani. Vai a chiamare subito Rosina. Se sapessi comare, se mia figlia al mio impresario, si vuole domani mia figlia lo può cantare. Ecco, capito, non si agita tanto e mi dica quanto Te ha. la sento, Franco. Va bene, insomma, dopo non così snarri con casa tua, Se va bene? sapessi che si la gonfiavi qua. E sta capendo che Rosina non voglio piacere, via. No, mi sono state, dico come dovevo anche a me. Basta, Rosina, basta. Un altro masso. Che vedevo qua. Oh, aspetta, vedremo qua chi te chiamanda. Oh, alcuni ammiratori delle prove generali. E di stato chi si chiama mandato? Ti ha detto che ti sanno. Sapeva di sti ammiratori, Marzio. Lo domanda sia un genio. Signori Eugenio, parlo proprio caro, vuol dire che sa che andaremo penosi, uno che se ne intende e che ha influenza. Sveglia che mi resta se cotta, se quando si almeno vuoi messo di fare scacchi. Sì, ma finiremo tutti così ancora, per non essere tutti allegri. Ah sì, Ma sono che in tardiga, perché sono stata a dire che tutti i miei amici che domani vieni a teatro, che saranno i nostri uomini di bottega, in piazza mi fa altro che parlare alla vestita di domani. Senti, io amico Maria Badante per qualcuno che mi vuol male. Signora prima donna, si stacca abbraccio del papà. Portega il massimo, anche a scaldo mi metterei in mezzo a te. Che non marinerà su tu sei ciao. Sì, ciao, una gran bella roba. A questo c'è soddisfazione carnavale, via. Avanti, andiamo ai fiori di Sofia e ricordiamo in casa. Avanti, un soffio. Non mi sento un sorto che non mi incomina. Ma no, vada ad essere possibile, avanti, su. Sì, salvo dito che sono a sempia. Ma così contenta la nostra figlia e basta. Si capisce così va bene. Certo visto se dove occorrevano tutti i camarini, pare impossibile, ma lo dico una roba qui, che adesso perché Hai portato in teatro un reggimento di donne che del resto sai, ce n'è voluta per persuadere il contralto a cedermi il camerino. io che non mi eterni che testimoni. Cosa mi è venuta di orchestra di cori, Niente affatto. Ieri appena mi hai dato il denaro, li ho pagati e alle 8 saranno tutti a loro. Ti raccomando che tutto sia in ordine, Sì, l'importante è che tu non faccia confusione. No, non preoccuparti. Bisogna che venga subito da sopra l'altro non. Cosa che... E dice che
e c'è auto che bisogna tagliare Che mancava questa, perché me la sai di adesso? Tu non c'entri, no? Dove non c'entro? Sta cantando mia figlia, è che è il terzetto del secondo anno, fammi la santa carità. Aspetta, un attimo, non fare confusione. Sofia non entra, ragazzi, parte dopo il colpo. Ma sai che subito del mondo si comincia subito in disporre il pubblico. Sì, ma capisci? Sofia, ragazzi, a cantare. Sì, ma subito dopo che hai il deserto sulla Sì, terra. ma è una cena roba che niente su. Staremo. Uffiare la Alla peggio, taglieremo qualcosa nell'ultimo atto. Chissà che cosa che non va. Ma Benedetto, bisogna portare via questi fiori, mi fa venire un mal di testa. Ma Tu fatti portare via, dico scappato. Aveva detto Rosia di essere di casa e che fa mal di testa lo dopo. Amici, mettiamo in stato il camerino. Brocchete, fa un piacere, caro. Brocchete, fa un piacere. Mettiamo in stato il camerino. Metti i venti, se veda, mi raccomando. questi sì, gli ammiratori che mi ha caldi, non so perché Sai che dare la trovadina a rosse, avanti. compare, faccia quel che ha da fare, noi anche saremo. Verrà con Bisogna restare a scuola con i fiori. E chi distriga devo avere la funzione. E va perché se comincia in via Pitare, se comincia a fermentare più tanto che si fa al pubblico. Sì, ma l'importante è che tu non faccia confusione. No, non state preoccupare. Quell'altro di portiere scena non voleva sapere passare. Scusi, ma chi è? Sì, meglio vuol dire che so che tu. So le famiglie non vede. Me la toccassi gattone. Buona che se veniva il basso che ha detto della salme. E faceva il buo. Ma me l'aveva proprio trovato in lingua. La piaga adesso no, sta buono. Va bene. Ti dica da Vigella che viene su a giocare per vestire in mia figlia. Va bene, va bene. Bravo, dai, se siete una suora a far colpa, se siete finiti di armata voi. Stasera mi sento proprio in vena. Sei proprio a sera che dico di porca bene. Ah, ho tanto detesta, ma si tratta di mia figlia. Anche il tenore. Ma bisogna farsi coraggio, bisogna guardare che tutto vada bene. So, cosa fa la figlia? Niente, guarda se che già la mamma. Guarda qui, giù di un vestire mia figlia, va a spionare lui va. Sarà a teatro, tutti i fornelli di Venezia. Hanno fatto propaganda. Bravo. Hanno detto che si tratta di una mia parente. Bravo, fatto bene, bravo. Perché che solo che per me. Ah, siccome che si trattasse di mia sorella. Bravo. Mi voglio vedere la tua calù. Dica fiatamente. Ho fatto per mettermi un po' in tono. Stasera bisogna darmi spirito. Cerca a fare coraggio le donne, sa? Coraggio. Lascia fare. Uffa che caldo, signor Benedetto. Già per finito? Ma caro, Benedetto, fa tutto presto, senza avesse che a fare, che devi vestire una prima donna. Ma se non vive fuori per non farti mai saccato, no. Ecco, E guarda che se ti stesso odore di fiori li possa portare via. no, che adesso non mi puoi far male, no. Dico fatti portare apposta che se gli agenti veda, che Savaroni. A proposito di esempio, non so sto mondo vedere su di genito, ma se io trovo, lo fai. Madonna, ma criato. La ringraziamo del massimo. Ma certo, ma sì. Per questo momento. Ciao, di cosa fai tu qua? Ciao, sono venuto. E vabbè, detto di non venire in scena per piacere, eh? Non ti viene che intrigare. Sono più pratico di voi altre che non sei mai stai. E cosa fai tu che ti sei tutto rosso infogato? Devo camminare per far presto. Cammina, sì. Ma vediamo te qua. Ricordare il teatro che non mi mettessi in testa di venire ogni sera a teatro, che non mi comoda mica niente, vero? E guarda che le stesse case stasera. Non dico stasera, anzi il suo volto mi aveva pregato di non portarmi, ma non ho visto la stasera mia comare, povera donna, no. Ti raccomando, ma stammi sempre rente, non intrigarti con nessuno, dico. Oh, è sto maestro che non si vede. Dove c'è una fine? Sai figlio che il troppo devo. Oh, madre mia, in queste occasioni buono che vuole che è mia testa. No, non me lo dica, mi sono tutta confusionata a settimana. Ok. E mi dica, senta un po' meglio. Ah, sì, però quando si finisce chi sarà a casa, mi dà un inglio, sai? No, la ringraziamo È quel maestro che fa i sky. E ora?
Hai fatto forte, via gente. No, lascia stare, Rosina, che se deve vestirsi per carità. Che hai fatto porta, via gente. Va bene adesso, che c'è una fracca così grande di gente che si può fare una fatica a condurla in camerino, quante scale, e se non c'è mica da fare. Cosa vuoi? Da ieri non era più disponibile nei palchi, nei scani. È tutto per cosa? Per sentirmi a Che godi! Ma che pure non bisogna dire sta roba mia comare, se no poi si spaventa. Entra che si mette scaturia, ma... E io ho detto mia che santa donna che per se manco di venire. E le farà così, come la prima sera con. Ya, ma che una mia passione, sono di qua. No, brava, ella se la donna di spirito. Grazie, grazie. Sì, dai, andate davanti e state in vita. ah, sì, vengo, visita, vieni con me, No, ma anche fatti dati, cosa A me non presa che tanto in vita, Rosina, dai una provadina a voce, fai sentire il maestro che sei qua. No, ma che non avete tempo, no? Sentiva il tuo, vieni qua che devo parlare. Mi raccomando, prudenza e silenzio. Mi senti? Parla chiaro. Stasera bisogna tirare a me, non dico più che se poi sapete che baritono un candatoro e il contratto se no ve la pommi e tenore se sono le busse dunque non resta che via. Guarda, bisogna che vuoi un colpo di testa, si tratta di trovare una scrittura per il carnevale. E ora, ma per carità, che neanche l'aria lo sappia, Ieri che ho fatto mettere, ho avuto solo 4 versi, li ho fatti stappare, io ho i sonetti, le poche parole, si intende? Sì. Bisogneria che quando ti sbatti in mano e ella chiama fuori, se che ne vedesse sguassare solo dei palchi con tanto John, la gente che vede tutte queste carte rosse, verde, sai, mi sbatte in mano più e si più contenti, ma almeno per stare. Niente, lascia fare amico, andrò io giù dove che sei gli uomini di bottega e che li dispenserò, Bravo. E mi darò nel mio palco e guarda, nel palco di fronte ai miei nipoti che ne darò un calore. Ecco, bravo maestro. Lui che se ne intende, quando che sia il momento giusto, e comincia a buttarli su. Sì, e che dirò che sta catena sto palco, che numero gare? Che numero gara? Sì, andrò in palco in cammino. No, che numero che gara? Sì, e quindi E ora che dirò che sta catena è 15 e lui darà il segnale. Mi raccomando, e te via adesso, e tu ci vedrà chi che se sto momento che hai buttato. Oh, carissima, sei venuta a vestire mia figlia. Oh sì, ma sono venuta ad aiutarla, ma mi sono vestita più presto che in fretta tosta. Voglio che mia figlia sia proprio loro. Lasci fare a me, vogliamo che sua figlia abbia un grande successo e lo avrà, sa, perché quando i cori sono col cantante. Quella cosa ci fa voler bene. E poi sappiamo voi che se non era per lui ottimo non si riscuoteva un centesimo. Quell'impresario. Oh, proprio questi, Samo, gliene sono tutti poi riconoscenti. Ecco, sono dice gente che lavora a lavori fuori. Ad ogni modo, adesso è tutto a posto, mi raccomando, a mia figlia. Ad andare fuori qui, so che è una donna navigata, e appena su, e fa la sua bambina sorte con me e mo non sei paura. E poi il maestro mi conosce da tanti anni. Non mi ha visto il principio di carriera e non ho fatto per dire. Oh, la vita bene, voleva dire il soso della scagnata marmorea, la poteva venire a franco senza paura. Mi raccomando, sa. Lasci fare sul pubblico, mo non mi fa più paura. Andrò avanti me, mo lo prendo io, mo di fronte. E mimica, mi raccomando, mimica. Ma sì, lui mi conosce, no? Ma diverti la vita. Che avevo finito? Devo ancora tirare il capo. Buono signore, quanto ne vuole? Poteria dargli adesso a lettera. Dargli ad Amigea che chiedesse a Rosina. Guarda che sei un signor. Oh, carissimo, signor Genio. Signore Rosina, che sei venuto a salutarmi. Prego, che ringraziamo tanto, stavo lì il primore che abbiamo avuto, sì, non stavo ringraziando per il masso di lui. Insomma, ma adesso sì, che abbia un po' di pazienza. Fai in compagnia qua, signor Genio. Torna subito in un momento, Ma questo mi pareva
Non c'era il camarino del contratto. Da poveri vecchi. Sicuro? Ma se Orazio gavo questo par Sofia? Ah, vedo, sì. Beh, e quei fiori? Chi mandagli a Rosina alcuni ammiratori del suo merito? Te lo di qua dovrei conoscerlo. Capisco. Sta in stessa casa. Biglietto che c'era dritto. Dunque Rosina aveva portato a teatro credendo paria. Questa se bella da seno. Su qua. Allora, dove è finito? Non abbia fretta, non abbia fretta. Questa che sei venuto a respingere. Mi raccomando, scusa Carlo, Eugenio. No, anzi sono gli uomini in un bruttissimo momento. Gli amici vieni sempre a tempo. Uno che avevo visto ieri a casa. Da voi lo ringraziavo del nastro dei fiori, che namano da tanti salvi. Ma sì, dopo poco vuoi portare in teatro del suo e un altro dei suoi ammiratori. Anzi, lo ringraziamo. Voi stasera andrà tutto bene. Caspita, che manca qui la carriera. Dai, non ha da aver paura. So che il pubblico si è ben disposto per Sofia. E poi sei tanto brava e tanto bella che non ha da aver paura. Io ringrazio, ma adesso vado ad accettare. A andate a aiutare il contratto, se no sarà. No, non sta a preoccuparsi. No. E a me aspetta. Santa carità. Poi non guarda, le dentro là. Ma da momento lascia un po' più pace via. Ste donne, che testa, non che volti la mia testa. Con mio altro inquiete se vedremo dopo, vengo a trovare Sofia dopo il primo anno. Aspetta, non voglio dare grande nocciata a Tenor. Sì, se permette un momento, sì. Anzi, a voi a ringraziarlo, sì, e anche a cercare di compartire mia figlia. Sono tanto giovane, pupea, e tu fatalità stasera sei un poco sodevoso. Ma no! Non è vero, maestro, che sei un poco sodevoso? Ma sì, gran bevo. Sei un poco raffreddata! Ma non si sta a preoccupare, farò del mio meglio per aiutarla. Ah, grazie, qua si vedi, mi cago di solo perché la roba, anche a me. Senta, ho piacere cara, viva un po' di gioia in cena. Se qualcuno mi vuole che mi viene a mano, sa? Allora, sì, prego. Andiamo. Sei proprio diventare una scimmia coi fiocchi. Siete via, torno subito! Oddio, signor Benedetto, non vedo ora che sia finita. Ah, mi non sei fatta per sta vita, di sicuro. E st'altro che ha visto i fiori. Che penserà che Rosina li deve portare? Oh, che il vedo, signor Anzolo, è proprio lo stesso. Cos'è stato di Sofia non capisse più niente. A proposito di sucche, cosa si veniva a fare? Me vuole mangiare. Te anche se Rosina che si veste, te anche se sua mamma non vede che siamo tutti sui spini. Ma se sui spini non vede che mi compartia, preve che non vorrei mai che se ne sia 8. Per carità, se avete vado a battere le mani che farà meglio, Rosina se devo rumore, speriamo che tutto vada bene. Esatto, io non so lui di una cosa fare. Il masso dei fiori, vai a portare in camerino, che sia idea. No, adesso non che sei niente. Non che sei niente. Guarda, se dipendesse da me, avevo fatto venire 12 dei nostri marinai in teatro. Io scongiurai chi batta in mano al primo posto, mi detto che di stare a dire niente a sul barba. Guarda, mi va a odiare, se mai nascesse qualcosa mi passa già male. Che cosa vuole che nasca? Guarda, Lisetta. Un vero bijou, bellissimo. Che vuol dire stesso visita? So voglio dire che una parola di setta. Vuoi va ben dire che il fosse venuto per me? Sì, anche per ella, però durare buona fortuna. Grazie. Il masso non mi non vuoi proprio niente. Dove sei andai? Il papà se andrà da sola e torna subito e gasserà la mamma in camerino. Santa, mamma!
pagine su quello, ma dopo il torna. E si è incassato. Sì, bisogna che quando che torna troppo il masso dei fiori, bisogna sconderli. E la sarà che altro da pensare adesso. Beh, che pensano mi. No, la Sila. Chissà che vino voleva portarli, ma questa sera non fai più confusione, lascia correre. Cioè, come ti senti? Ti premi? Ti dà la maestria. Poco di confusione, ancora il primo momento. Ma basterà. Ma non ti dà paura andare davanti a tutta che gente? Cercate di venire da tutti che cannucciai. Se tutto il primo momento te dico. Ma dopo bisogna vincere se si avessa. Visto che sia de Pierre, che non senta niente. Senti come fai battere l'uomo. Ora qua siamo in bar e bisogna ballare. E poi, cos'è questa? È la strada dei sogni e delle feste che parlavano gente. Con un poco di coraggio in principio e con tutto. Viene dei popoli e fuori di lui. Ma che stro che sei capitaccio a Sanetto di venire so? E niente, se vengo a dirmi adesso fratello. E a proposito, quando può via lui? Ah, credo che non vagare. Se gallo io cara amorosa. Ah, meno solo seno. Stupenda che se il mio teatro qua è amorosa. La camerà con tutta posta, e sarà anche un palchetto, chissà cosa che dirà di me, perché tu spererai che mi passa via. Ma cosa ti metti su in testa? Ecco il papà! So qua che te veda. Oh, bella, proprio che te veda. Spettacolo. Spasisa sulle gioca. Stacchi adesso. Ma non so stare al tenore. Non voleva tagliare niente altro che il finale del secondo atto. Me l'ha fatto arrabbiare in una maniera, guarda, non so. Sì, cara, sì. Un momento, quel patto che te vuole, Sto qua. Ecco qua. Vedi pure cosa? Cioè, Robby non doveva farlo, Benedetto. Scusa. No, Sono un po' in fase mia vabbè, figlia. ma insomma, in base. No, a toccarti, fammi la carità. Finale del fiato. No, sì, che in scena la coda non te la tengo io, sì. Ma come ti senti? Tu anche hai paura? Dai, non ti sposa una mia amica adesso, comare, te ne Sì, scusi. comare, vieni qua con mia verità. Non ti fare mia come la prima cena. Sei stortista? Scusate, lei c'è mia roba, la tua lì. Mi raccomando, Rosina, fa qui. Godito il direttore d'orchestra che non slarga tanto i soldi. Abbi sempre le occhi a bacchetti. E mimica, tanta mimica. Mi raccomando a lei. Oh sì, non la segnalo a mano, me. E non ho più paura del pubblico, su, faccia fresca. Creatura non proprio qua che non so cosa che sia. Mi guarda bene, ma fai più terra che strofa. Che teatro, creature, che tieni. Come sta lei? La sento che ha una gran voce di Madrena. Si mette in piedi perché si scommissia. Non passo per dire. A Venezia che si tratta di un suo concittadino e sei il primo paese del mondo. Sta arrivando il Sei pronta? Sei dare segnale. E ora, sono le 8. Il teatro è sicuro. Dai la provatina Rossi. C'è tutto il coro e non è basso. E dai il segnale. Sì, devi segnare. No, avanti. La camera siamo, spasisa sulle zone. Che momento del rock! Se sei una figlia, abbiamo fatta mia e mia. La prima riunione dell'arte! Si ricorda con che carino Don Juane. Ah, vuoi che Don Juane a Venezia sti stati? Stai buona mamma che con un visino così il pubblico si conquista facilmente. La lascia stassa.
sai non che venì? Mendi sulla sai che sia base al caer, stiamo qua noi altri. Rosina cara, te premi, cosa gatto? Questa paura, questo non vero, questo perciò se per spare. Occhio un pallone che mi ha fatto piangere nel carità. Oggi si guasta! Ya sai che te ne tirami giù tutti. Morsino, lasciatela tutti su, ma non è niente, solo un po'. Orgasmo di... Cosa gatto? Non ho paura. Che mo demando fatto. Ma sono una casa della famiglia, se non portavo le naso. Dimmi mia mamma, non aver mica paura. Se tu ti una razza del marmotto, che stupidi, dimmi. Andiamo via? No. Ma cosa per me? Ma me frega. Sei tutto passato. Poi un po' di cipria, poi un po' di cipria. Un fiato di spirito, bevi un fiato di spirito. Ma come sei stato nessuno bene? Ma sei stato spirito. Ecco, bravo. Sento il coro che comincia a scambiare. Ecco, piano, mi raccomando. Sì. Ti dica il suo scuola, dai. Il coraggio che non è niente, no. Mi raccomando, silenzio per me. Piano. Qua. Al mio camerino c'è sempre Non mi posso andare. Silenzio! Silenzio! Ah, questi sono già una vita, questi sono bei momenti, questo è un caldo che fa bene, altro cucù di forni. Ma bisogna che metta sta lettera in qualche luogo, perché vedo che ad aria senza che nessuno veda è impossibile. Non so se sia l'aria del teatro o il caldo, ma stasera mi sento di perché un via qui a Tosa, un vento da buttarmi in fuoco. Ma dove metterò sta lettera? Oh, che bella idea! Dentro di uno di quei vasi da fiori. Che mi sarà un po' vieni da vasi. Sono sicuro che avevo il me. Che piacere, che felicità! Ci sposeremo, diventeremo tutti due gran cantanti, canteremo insieme e ne bacerai mai insieme. Nel basso io capisco l'aria, perché tremerà la pallu. Niente, andiamo a sostenerlo, andiamo a battere che ma... Mia adorata! Adesso mi spiegherò. Ciao, cosa fa? Tu qua non ti va adesso? Sodrio? E guardate! Va che adesso venivo. Bisogna che la giudea che si fa pratica del palcoscenico ascoltare il cagliago che è il masso dei fiori. Nasconderlo! Per cosa? Cioè, lasciami passare. Se ora no non si tocca! Ma qua non capisco proprio niente. Sapete che stasera non vuole portare i fiori in teatro, che invece Rosina che marito di stare in casa? Perché Jerry che ha trovato dentro un biglietto. Un biglietto? Sì, un biglietto del signor Eugenio Lorini che faceva una dichiarazione. Signor Eugenio? Oh, brutto Moscardì! Adesso capisce i passeggi sotto le finestre. Sì, ma se no non sa niente che ha fatto buonasera nel succo io, no? Asparami! La signora Rosina, cosa dice? Ma che amica? Non l'avevo neanche in mente, ma alle volte non si sa cosa dire. Niente, e asa pure il naso. Vagomi a dire che do parolette. Lascia stacchi, non te devi passare, Lascia sussurri. Ma che sussurri? Vuoi che permetta che vuoi voluto segnato che lei la carosina? E mica potama! Mica ho fatto buonasera! Niente, aspettami! Non te devi intrigare, medico! E stava qua che mi sembra troppa confusione. Ma no, non vedere! Calmo! Calmissimo! Vago e poi c'è. Diciamo da parte ragenti uomini, che fa? Se è vero che era mandato un biglietto alla signorina, sì.
Sentite se avevamo un po' qui. Sentite se no, avevamo un altro. Domande mattina al lito, sei giusta tu. Dico, basta! Cambia scena! Sentite se ci levate in mano la cucina. Potrei fino avanti proprio il cuore. Fra gentiluomini. Silenzio! Se è vero che mi hanno mandato in dietro la signora. Menico, non sentivo! Domande Maria, Sì. ma come? Non avevi sentito che sto male che galà da Nicea? È così. Ah, c'è qua qualche uno? Ah, mi aspettava. Se sapesse che trovare Barbara Signor Bozzo! sì, che io che si sta a casa sua e non avevo trovato nessuno si che immaginare che fosse venuto a teatro e che non vuole che sta a crescere che andare a casa subito solo che vai in colla al colore e che il suo matrimonio va a monte. Oh, poveretta mia! Oh, che via! Ci siamo e ci resteremo! E non che se porto i che tegna! Io adesso non posso stare così da sola, che dia che non ho trovato il nevo del sopra! Scusa! Mi fai il piacere di farmi la testimonio domani mattina? Ah, Carugo, altro parlare, mamma. E va bene, pregano al basso, che geniuomo. Ho paura che veda il masso! Oh, che spazio mi si questo! Vedi qua si sente un dito, non più quelle, senti, avanti, si sente non si sente niente, Ti sei battivati per carità, e se succede qualcosa chiami me. ma cosa vuole che succeda, Benedetta? Io che adesso pare fra i quinte, no? E poi c'è quel signor là. Che signor? Quel signor Eugenio che parla. Ma sei fra i quinte? Ah, sì, bisogna proprio dire la verità, che hai avuto una gran pena. Veramente, Se caso mi confessa. Niente! Vado al camino! Sono i gentiluomini! Oh, che parla! C'è meno che l'ha mandato! No, Menico, Che divertimenti che sono questi! Se Barbara ne vedessi stati, capirete che non mi diverto neanche a me. Signor Benedetta. Ma qua non si sente proprio niente! Oh, signor, sono venuto apposta per non sentire niente. Appunto, Maria, come si sacata? Ma una cosa non vedo tutta che sente, ma voglio sentire che fischia che... Non devo restare a chiamare disgrazia e fammi una carità. E vedi qua, comare, vedi come tutto sto camarino si sente qua. Sì, sentimo. Ma su, e che sei tutti dove? Dove li siete dentro il passo? Vuoi me ganare? Senti, non si sente più qua. Si la Va bene. Io cosa voglio fare? Cosa voglio fare? Qualche bobata di sua barbara? Ma questo non è il momento. Sì, me la manda proprio lui. Cosa voglio quello? Perché aveva promesso di non condurre qui a teatro. E invece mi dà comoda condurla. Se mio fratello fosse a Venezia, magari a condotta. Cosa voglio fare? Perché voglio stesso con questo vino che sei pericolo. Vedo. Cosa voglio dire? Dico che faceva mezzo la sala a casa. Comare! E vengo, cara, vengo. Cosa voglio dire? Ah, che ne parleremo? No, Benedetto, quando le Comare! vengo, cara. Vengo. Che dalla nostra figlia! Sì. E vedrà che andrà tutta via. Sì, coraggio. Stava buona. Sì. Ma che si spiega, Benedetto? Domani, ne parleremo domani. La me la No, voglio che saprai. mi dica adesso, mi spiega adesso. No, non è possibile. Se è possibile invece. Si deve scrivere cose d'accordo. Sì, la sapeva tutto. Come si può possibile una roba del genere? Vengo, cara, vengo. Ma sì, vengo qui che parlo. Che fischia! Ma vengo, no. Oh, guarda, sono come chiamandero! Ma guarda quanto! Ma come che sei andato? Ragazzi, Ma che ma che sei? se ne sta deve dopo, che si dia cavolo io non sempre dico che si tratta di qualche concittadino di Venezia, se è l'ultimo paese del mondo. Niente, ma fuori dopo a cavallino. Quando uno di me colpi di testa, che quando ti batte i manti e chiama fuori, voglio chiamare fuori sui maschi e fiori. Sì, vero?
che avevi bevuto tutto, lo so. Ah, ma non ne bevuto niente, Sì, caro. Sì. Che adesso il tenore canta. Sì. Ah, sì. E guarda. Che urlo, che scrottata! Ma dentro non abbiamo mia colpa! Il tenore del stonazze. E il terzetto, con quel can del marito, e ha dato una nota su quel terzetto che se il marito non lo stona da dargli il suo teatro. Oh, guarda, È tutto scorso. Ma che non fa niente! E poi? Cosa sì? Oh, Mia adorata cugina, l'altro! Medico, anche un bambino! Va bene, il maestro sto cazzo la notte. Aia, e tolga una lettera del suo figlio, la vada se non aveva ragione. Mia adorata Rosina! L'altra di nuovo, te poi va Si era chiamato un signor, un biglietto per un passo, non so io mica. I gatti non vanno a dirlo. Sono semetrino di mezzo, le volte si baruffava. Ah sì? C'ha avuto lo striscio casto bevuto, eh? Io sono un gentiluomo, l'amo e domani lo ucciderò! Ma voi non cambiate più, ma cambiamo! Come se la visita che devo fare subito? No, cara, ma ora il palcoscenico e la musica e tutto quello che va dentro. Voglio del caso, voglio andare. Il sussurro in platea! Tutto cosa che tu fai. Il mio amico. No, guarda in mezzo! Rosina, vieni qua! Non canto altro! Prendi la parella! Non canto Che faceva? Cosa fate? Ma dove andate? Che parla? Ringrazia il tuo maestro, che mentre tutti titivano si è messo fuori dal loggione a lanciare i sonetti per lo splendido trionfo, guarda qua, e a fare segnali verso il loggione. Ma adesso che fate le mani? Sì, battono le mani per burletta. Non senti che fanno un chiasso d'inferno e gridano fuori mia figlia, fuori Sioranzolo mia figlia. Via, ma cosa che sei nato? Sono morto. Sì, era con questa persona, dove sua mamma mi fa compagnia. E suo papà dove sei? E sparsi da su e giù per questa camera parlando da solo come se fosse spiritato. Già stasera quelle geni. Vabbè, va.
mi lavorerà perché se tanti lavori da fare non ho tempo da perdere. Se qualcuno ha bisogno, vieni a chiamarmi, va bene? Vabbè. Ecco. Mi sono sui spini anche a Pasanetto, non conosco buono niente. Oh, sei qua, mamma? Ma te eri pensiero perché non te vedeva? Potevo mandare un uomo di bottega a Toppe stamattina. Sì, ma noi voleva stare da soli. Ciao, ma dimmi Domenico. Ma se mi scappa, ma è una carità. Ma è una carità che non lo sarà oggi tutta stanotte, non lo sarà. Ragazzi, spariva Marco. Così non sta a casa, che attaccando a chi dico, Sì, cosa che avevi bevuto, non lo so, 3 uomini di bottega che aspettate Nimo. Cioè, adesso si va a pietà. Sì, io guarda in letto, ma stanotte non ti dico cosa che non l'ha fatto. Per fare altro che sfidare la mia spada fra gentiluomini. La mia spada! E se che va sfidato, signor Eugenio? Sa, se per questo che mi sono andata giù stamattina con ora. Sì, no, signor Eugenio. Sì, signor Eugenio. E cosa ti ha udito? Niente. E mi ha detto che chiunque guardasse non se ne impassa e che per lui non sarà niente nuova. E beh, manco male. Ciao! Il tesanetto? Che sono sabonite? Se mi fa una carità che anche con cui ho avuto una bella parte, Solo dove casto trovare? Caspita, da signor Eugenio l'ho trovato. Anche tu? Sì. Che avevi scommesso l'osso del collo, so. Ah sì, so, ieri sera mi ha fatto tanto di testa quel film che ti hai d'accordo con Rosina, non so come più qualcosa. Ma si deve fare a mare. Non voglio che mi faccia confusione con la donna. Oh, mare mia, cara, me creatura. Come vai? Come sta Rosina? Anche che c'è proprio adesso. Sì. Mare mia. Via, tutti, bisogna che si dà. Cara. Che vedermi Mario un piace e va. Cosa va a vedere che l'uomo già di sera, che tanto ora non si sta più a parlare, a vedere la scatoria ancora mi. Aveva fatto un sacco che non so. Via avanti, bisogna dimenticarsi di tutto, sa passare tutte queste robe via. Sì, perché anche amico a testa intonata. E poi si vado a dire la verità, mi non capivo niente. Cosa ne sta a Baronda, con Sofio, con il signor Eugenio, con Gianetto. Sì, ma adesso io ho visto il Eugenio. Ti capito che ancora venirà lui e così mi spiegherà lui. Ah, beh, perché stamattina Rosina mi ha detto che quel signor Eugenio aveva scritto un biglietto. Ma cosa credevo? Che mia, Ma via? no, adesso mi ha detto che si spiegherà. Ah, ecco. Se vieni qua si spiegheranno, Sì, Vedi, questo ranzo. Ah, sì. Non ho visto nessuno? Impresario di Avignon? Guarda. Non si agappasso di ieri sera. Io non so buon darmi a parte. Come che diceva qua mia comare, Benedetto, che non darsi coraggio, non so, il fatto sia, Cosa devo per biglietto? La mandare impresario? Devo dormire? No, queste non entrano. Cosa nascondi? no, e via avanti è più mostra. Ma bisogna dire tutto stesso, no? Ma invece che cosa? No! Mi sa che avevo detto che bisognava dire qualcosa che il moscardino passeggiava sotto i balconi. Ma che cosa che è? E già sul marcio del fiore non si era accorto che gli era un biglietto. Lei? Se questi poveri fiori attorneranno il vostro camerino, mi direte tacitamente che non sgradite anche il cuore di chi vi offre. Busaragna se n'hai neppi. Ma cosa mi avevo detto su? Va bene, io ho visto stamattina, ha detto che ancora venirà lui e venirà qua? sì, per spiegarsi, sì. Ancora non voglio vedere nessuno. Ma cosa? Ma che trovaria da dire con tutto il mondo? Ma non sa forse che ieri sera che era una bella buona in teatro, che era il progetto che programmai mia Rosina. Insomma, Fammi si sta al banco, che ho fatto nascere tutto quello che deve. dico, queste idee sue, Benedetto, cosa che entra in barba. Che il barba non posso entrare in storia. Signor Bortono, che entra affatto? Nessuno mi occava dalla testa. Sono da vedere in platea e ho visto questi oggi qua 3 o 4 marineri di quei musiche che non va mai a teatro, quello ha una botta in cuore. E ora che dirò? Che i marineri che fate legnere, Zanetto apposta per battere le mani scudo del barba, perché l'ultimo non ha più di altri parosina. Cosa volevo che ne importasse? E ora che dirò, perché si cava dalla testa che idee, che Zanetto, mega confidà, devo che bene Rosina, te essere innamorata! Sametti innamorata di Rosina? Un'altra no, adesso. Ma dite di queste robe? Ma quando ti avrà detto
sentite sta roba, contime. Luca sempre questo bene Rosina, anzi che speseva che il babà fosse ancora cori. Ma mica mi è apparso di che una volta Rosina è salita se vedesse dopo Voccio. E vuoi essere da via per questo? Perché Rosina non che volpe. Ma che sto parlando di Rosina? Sì, c'è altro che domandava se le speseva che se ne tornasse via. E mi ha detto che non me ne importa, che non ha altro in mente che la sua musica. Oh, la cosa. E gli altri non ci semini la testa. Oh, adesso perché proprio che sta Ma che pensare, ma che parlare. Non avevi ancora finito di tormentare quella povera cosa e di tormentarmi me. Sì, perché a piangeria con tutte le ore. Ancora che poteva essere la giornata della mia vita. Ancora che i miei sogni poteva essere realtà. Che Rosina poteva essere sul candeliere, su qua, l'Avelino. Mia figlia, Rosina non avrà più il coraggio di cantare. Allora tutti saranno contenti, no? Dai, se tu fai fuori, vedete così. Ma si compare benedetto, anche se Rosina non canterà, non casca mica il mondo in fondo. Se questo figurina, se questo... Ma no, la canterà ancora, la canterà su un altro posto. Però coraggio, mi faremo tutto quel che ti vuoi. Sì, scusate, sono io. Ma non ho neanche coraggio di andare fuori dalla porta. Le torno un giornale, ma... No, via avanti con che entra, cosa che è più. Cose come chi si Novità? Buongiorno, ma come sta la piscina? Nemo profeta in patria. Grazie. Ma ci dico la verità, ma tutto me sarei aspettato fuorché l'affaretto di ieri sera. Appena da fuori era una stonata che me la sento di sai che avevi in testa. Ma no, signor, ma non è stata una stonata. Ora conosco anch'io e la voce è un pochino scantinata. Ma non è vero, maestro. Non me ne intendo più, io non ne intendo. Ma del resto, non si vedeva poi che il pubblico mo era venuto in teatro col progetto. Sei corto te, eh? Ah sì, ma ci furono tutte le combinazioni. Ecco. E se poi ma lui non buttava i sonetti, il primo atto passava liscio. Caruso, se doveva buttare i sonetti in quella maniera. Mi pareva che tutti battessimo, ma avevo un studio su Regge che non sapevo più niente. Anche a questo mi doveva capitare. Rosina si è sempre stata meglio di tutte le mie scuolate. Non mi sarei mai aspettato. Stanotte, la mia povera vecchia non abbiamo fatto altro che piangere, perché ormai la mia carriera è rovinata. Ma sicuro, su, ma la sua ragazza mo deve piacere. Oh, ieri ne è stata una combinazione. Dice. Sì, ma quando siamo sortite non c'aveva la mano fredda, impietrita e tremava. Ma non c'aveva la sua voce solita. Si calava. Ma non è vero, maestro? Non me ne intendo più, non me ne intendo. È di tutto il bordello che vi fate voi altre donne. Sì, ma del resto, se io fossi lui, me la farei cantare subito, ma in un'altra piazza, prima che la paura le prenda a ridere. E ha ragione, sì, grazie e ringrazio. E voglio parlarmi con l'impresario, voglio sentire cosa che pensa del fatto. Ma come, non sa di quell'altro affaretto? Ma non sa la disgrazia? Cosa è successo? L'impresario. Sì, è morto? Ma dunque, lui se l'ha moccata dopo la recita. Scampante? Sì. Scampante? Esattamente. Il cappellai i soldi di recita ieri e dica tutto il marito che ho visto i successi del signore prima donna e sei costretto a abbandonare la piazza. I miei 300 franchi che ne volava. Ma no, benedetto per qui mi darà quando per cuore. Senta, mi sarebbe del parere di far cantare subito de nuovo. Anche se tanti professori, anche se tanti artisti a spasso, si potrebbe unire anche al direttore, il marito, e si potrebbe andare in qualche paese vicino. Lui, Toria subito. Sì, anch'io mi ero venuta per questo. Cosa dice maestro? Canta in primo ancora? Benedetto, non me ne intendo più, non me ne intendo Ma dove la sempre aiutare, Benedetto? La povera Reggi. Ma
dice che Rosina possa cantare ancora, che non sia Ma ecco, questo sono i chilubi. Moi principi sono sempre spinosi, ma non bisogna badare. Hanno mischiato anche la norma e la Semiramide al seno. Sì, Nemo profeta infatti. Tutti quelli che si stanno a fischiare. No, ragazzi, anzi ringrazio di aver pensato a Rosina. Vuol dire che stima le erano e mi dovrei badare per quattro che mi vuol male, ma fammi la santa carità. Andremo innanzi a vedere. Se lui viene su al bar, se tutti gli artisti e i cantanti si poveriati, veda se non si poveriati, quindi Ma compagni, di cosa ha detto quello che fa? No, non stava a preoccuparsi, ma qua che vuole un colpo di testa. colpi di testa. Vado al caffè, se combino e telegrafo subito allora, andremo a parlare delle resti. E hai già accorto che chiede mia Rosina, altro che... si avvezza, Tanto sì, Io benedetto il Signore, chiamando anche se torna pure prima, Sì, lui che mi dava più piacere tutti i giorni, vedo non sia ma io. no, questa ripresa, sì, benedetta. Venivamo a casa intanto, non guarda, non c'era calmato come per se sa Mi raccomando, però non mi No, abbandono. solo vedere come che sta. Ma io subito, ma Sì, mi raccomando. Sì. Aspetta, visita, mi ancora detto quando va su sapete qualche volta E c'è altro su a mente? non è mia abile, voglio dire, no. Ma sai che mi sua amica di Rosina? E io proprio non vuole. Benedetta, cosa no pensa che teatro e musica? Basta, tutti avevano altre cose, ma poi anche conmigo mare sia assai pesante. E avanti che si cambia a mare benedetta, Se per sentire la moda, vado e vengo, Cioè adesso che si mi sta andando da sul botto? Ma la carità, bene, a farmi la sera si domanda, no? Ma non ha detto che devo andare a portare i soldi? Sì, io si sono vanno. precisamente sia poi guardia vero. Adesso peraltro spero che vada di sicuro. Sta quieta, fammi la carità che non sei bonito di mettersi. Io la sai sempre per vestirsi, è abbastanza leggero. Ma sai, sti brutti momenti andrà tutto bene, ti va e bene, Sì, stavo da sul botto e torno prima. Sì. E adesso, appena tornai a Venezia, e dopo il soufflé di sera dove era ancora da qui, vedermi alla capo infissati. Ciao Rosina, senti, vieni qua a visere. Che sei su? No, io siamo andati a tutti anche papà, via avanti. Faccio vedermi su, fuori del Dio del papà. Guarda, cosa dici questa roba? Non bisogna un po' mica lasciarsi buttare su così. Ti capisci anche la norma e la Semiramide. E poi lo dice il proverbio, Nemo col profeta. Non va anche se dico spropositi. Se non mi esprimo come che se dovrebbe. Ma cosa dici? Quasi tanto tempo che non stiamo solo un pocchetto, che non se parlemo. Mi assognorante, ho paura di seccate. Ma d'ora in avanti voglio anzi che ti mi dighi tutto, che ti mi parli di tua musica, che se ti dà qualche dubbio, se ti do qualche consiglio, ti parli con me. Non mi intendo di niente a sto mondo. Non mi pare che di tutto quello che si riferisce a te, un barlume arriverei a capirlo. Sì, ma papà, se dice che ieri sera che fai ormai? Oh, non pensare più adesso a ieri sera. Io dice tutti che stanno a combinazione. Ti sei confusa, ti avevi paura. L'odore di fiori ti avevi su la testa. Avete detto mio papà di non portarti. Ma ti ha fatto male, vedi, sto a non dirmi subito del biglietto, Jenny. Ma sa ormai non ha più importanza. A un buco per non scatire, ne avrà dirò mi quattro parole. E poi, già, torneremo via da Venezia, di buonissimo via. Andremo via, mamma. Giusto che restiamo. No, mi presto che devo piccare di gomma. Il papà sembra giusto adesso vedete combinare qualcosa. Diventerà un poco a volte una cantante coi fiocchi, come quel che avevamo lei nell'album. No, mamma. Oramai non ho più questa speranza. Guarda, anche a me invece era illusa. Anche a me credeva che fosse così bella, così facile questa carriera. Ma ieri sera, sta come se mi fossi svegliata da un sogno. Se ti sapessi quanto mi compati in quei momenti. Ma te l'avevo detto prima che se ti sentivi poco bene mi dicessi. Poi Vanessa mi credeva di superarmi. Mi pareva infatti, se non fosse riuscita,
Almeno che se riesca più niente a sto mondo. Ma cosa hai visto? Ti davo sempre questa vocazione. E papà ti ha secondata. Ma anche se ti fossi stata con te come tutte le altre, Cristo, che non ti carisci stesso questo bene. Se riesca nel sogno e fa una vita quieta. Ti avessi innamorai un bontoso, giusto come a te delle tue madri. E di staccarmi cura di, ma di saperti fisse, in pace, e non in mezzo ai trambusti a gente di teatro su quei maledette toe. Io invece non ti ho mai innamorato di nessuno. Non sei in pericolo. Ti vergogni tu perché ti fanno queste robe? Com'è, Rosina? Ciao. Dimmi. Come ti vesesti innamorata? No, ti gusta perché tu? Sì. Sì, ti sei innamorata? E per cosa ti vergogni tu? Dimmi tu, dai, chi sei io? E ora? Zanetto? Zanetto? Oh, siamo sempre detto mi me dava una stupidi ori. No, madre non sei mai stupida. E per cosa non ti dica mai questo dir niente? Perché credeva che tu l'avevi visto. Perché credeva di non per niente altro. Di diventare una grande altare. Ma fate il papà, fate il ti. Perché sperava, in mezzo a distruzione dei resti che non sono del teatro, dovrete smettere. Oh, Signor, vi ringrazio che sia benedetto. Ti ridi, tu ti dico. Vorresti che piangesse adesso che so la ragione della tua melanconia, che so la tua passione come che dice tuo padre? Non ti chiederò permesso, ma non ti farà capire. Che non mi faccia capire? No, ma ti prometto che non vi penserò più. Andremo via e studierò sul serio. Ma cosa mi importa a me? Anche se ti fossi la regina del Mississippi e che tutti si ingenoccassero davanti a te. Se sapesse che mio figlio ne si impedisse. Cosa posso fare adesso? Ah, assumi quel che cosa fai. No, ma di niente nessuno. Se ne cosa, mica mai pensavo. Di che sono indifferente. E se mi dicessi che anche lui vuole andare via per teatro per la stessa ragione che ti devo andare... Lui vuole andare a farmare e ti devo andare per i teatri? Ma disto da seno? Ma crede che ti non ti pensi a lui. Non sa che ti che poi ci bei. Sì, ridi con chi vai a certi anima mia. Guarda che bella che ti sei così. C'era tanto tempo che non te vedeva ridere. Oh, te sei sempre così malinconica, pensierosa. Ridi di gusto, è il maior che hai teatri e musica in questo mondo. Cara Benedetta, santa la mia mamma. Oh, ma non ti spaventare mica, mettomi l'impegno di farli girare tutti come tanti troppi. Adesso guarda, se tornare da Mariangela di una volta, non so più amare di attusa straordinaria, di cantante. E poi quasi guarda, non avete fatta neanche a me. Adesso so amare di mia figlia che si è innamorata, di mia figlia che è attusa come tutte le altre. Oh, e a casa, che qua non si tratta di crome o di tricrome come che dice il maestro. Allora se pensi a sua mamma. Ma neanche se qua quel che tu, che sta allegra anima mia. Poi me mi pare aver cavata piena del molto stomaco. Permesso? Io tornassi Ranzo? No, credeva anzi che fosse lui, che vuol dire? E se qua Zanetto che trova giusto che andava alla sua barba. Sì, Zanetto? Sì, lo si Ranzo per darti i soldi. Avanti, Zanetto. No, che soldi anzi. Avevo da parlare. Mi dispiace, non posso fermarmi. Mi parla che sta poco bene. Ah, sta poco bene? Sì, decide di ieri sera che ha fatto male. E poi bisogna anche valere tanto da fare. Sarà che domani va a Genova in vacanza e essere torno. So tutto me. So anche il vero motivo di questa sua risoluzione. E assai. Sapevo mica che avevi a parlare. E se sta per difenderlo, gli aveva detto che doveva portare in teatro tutta che gente apposta a parteggiare. Senta, Zanetto, qualcosa non ho avuto confidenza di. Lui mi conosce da quando era putero, se mica avessi... Oramai sei inutile che ne parli. Sì, mi pare che a me il barbaro aspetta. No, oggi per me, per cosa volendo che Bea Rosina non l'ha mai questo farsi capire. Ho sempre tasesto, perché non assicurava di me e poi perché mi era messa su una strada che mi faceva perdere in ogni maniera. Bell'amore, se sta riguardo di sti sviluppi. Mi pare che questi discorsi non fa che inquietarsi. La gara so, e poi Rosina non si sognava neanche di lì. E se che dicesse che anche Rosina
Deve sempre da gesto perché non sapeva che lui che volesse bene, se che Non dicesse, è possibile. c'è tanto possibile che mi dico che per adesso non la lascio da via. Non vuole scherzare. No, mare, non scherza mai quando si tratta di Sofia. Ma sa che mi resto in atonia. Se Rosina mi avesse detto una parola, se mi avesse fatto capire, ma no, non la mi ha saltato. No, ma vado più. Luca, insomma, colpa per me. Poi Marco tornerà più presto su Pradeo. Si risetta sarà questo. Ma dimmi, Rosina, sarebbe vero? E per questo non dirmi niente già di altro. Signora Rosina, se mi dicesse una parola, se mi... Vedia! Oh, ma che benedetti tosi sei, altri! Ai miei tempi sono tosi una cosa, tu se stai innamorai come voi altri, da Dio se ne anni se sta, guarda gli occhi. Altro che. Se tu se stai innamorai come voi altri, io avrei sfidatelle, Mari, che avrei fatto un sproposito. Oh, signore, perdonate. E voi altri volessi venire uno da una parte, uno dall'altra, tutto per la paura del babbo e del papà? O in quanto a me anche se andrò più a poco durerò. Gota se sto coso aperto, ma non potrò mai dismentecarmi. E già so come si ammurasse. E se hai mezzo ai distrazioni, ai teatri. Oh no, sul teatro mai più. Onde, mo, se si trattasse di insegnare un duetto, demanda via dal maestro. Ma per questo so qua, mie creature, su. Oh, il giasso si gasmo, A proposito de Cerando, eu vou prender isto, se uma coisa para exagerada, com un gruppo de persone, tu dici che si sente del teatro? E c'era anche il basso! Sa come sta, tutti? Via Meggio, ho perso la voce! Ti sarà passato e viene cantato. Fidami, magari ai mesi. Dunque, si è detto Rosina. Lascia starti, non te ne passare che sei mezzo. Non mi muovo di casa, cascasse il mondo. Caro Lu, ieri sera ho trovato una sua lettera. Per carità, non vada. Si sta un momento di esaltazione. E mi ricordo che iniziava con adorata Rosina che gli era otto passare di roba. E Rosario! Senta, se io sta caduta sul genio, Sì, poi. mi dica in confidenza, pare che sia un uomo di vera. Ah, non capisco. Ti domandavo. Non stai capito, una mare non stai fare Guarda, sentire, cosa del papà? Sì, Oranzo, mi vado via. No, aspetta. Cosa che sei successo? Sì, le Ma Queste infamie bei buoni visto? che tutti odiano, tutti non un po' il vedere, perfino i giornali, tutte darne conto che dà ragione a quelli che ha fatto bordello ieri di sera e poi mi dice educatori del popolo. Il giornale non sa che vede. Oggi mi si è andato tutto male, che penso che potesse andare, ma per cosa senza passare con me? Quella. E per cosa senza passare con me? Se sta lì che fa andare per la tempo. Guarda, queste robe, guarda, che non stanno in cielo né in terra. La lezione di ieri sera sarà stata utile per quei genitori che per vanità, per ignoranza e per speculazione non si pericano di mettere i loro figli in berlina a quel modo. Speculazione. Perché Dio avesse fatto per guadagnare soldi. Ma queste parole non fa più mai nella corte ala, guarda. Chi mi dica ignorante, chi mi dica superbo, ma che non mi dica che vuole ascoltare mia Rosina. Quella è la mia vita, guarda. Tutto che creda ste robe. Tutti io credo. No, altri sapevi se che ti si l'ha fatto, non ti ha dato la privazione perché ti credevi di dare l'avvenire alla nostra figlia. Sì, papà, e mi sento rimosso di non aver corrisposto come che dovevo. Guarda, a vederti così avvio, mi so proprio che ieri sera in teatro. Voi altri
può anche venire sul mio cuore. Mi interessa anche, mi basta che le conosci voi altri, e gli altri di fare pure anche. A me basta che mia figlia, la voglio dire, figlia, quando che mia figlia sa il bene che mi voglio, a me basta. Guarda, a guardare il maestro e brocchette e caffè che combina lui, non ti cantare più a Venezia, andremo via da Venezia, a cantare, sì. Buona salori che combina lui. Un po' anche tutto che te ne conto non è vera. Se dovesse succedere che nostra figlia non potesse più cantare, che vuoi pazienza, non ti pare? Non c'è vero? Sì. Ma in tuo caso anche se dovesse succedere, sì. In tuo caso non succederà, vero? Tutto che te ne conta uno proprio, ma proprio bea. Ho proprio paura che sto caso succederà. Cosa metti il discorso? Oh no, niente caro, non ti preoccupare. Adesso che sei No, non ti quintare, Anzo. Ma visto, ieri sera nostra figlia, invece di pensare al trovatore di andare a bacchetta del maestro, la pensava a Zanetto. Sì. Sì, perché si innamora i cotti e stracotti. Cosa? Rosina è... Sì. Ma fammi a Santa Carità, non può essere vero, no. Adesso non capisco. Qua che si amanda il barba e che ha fatto proprio cucina ora perché ne canta altro. Oh, in quanto al Giacomo non lascia stare, c'è un uomo del cuore, che c'era anche lui già ieri sera al teatro, che tanto sospetto che ancora sta male. Cosa dici? Che farò tutto quello che ti vorrà. Ma per il momento non mi sento più da tornare sul teatro. Non ho studiato abbastanza. Ma ti studierei ancora e ci avremo il maestro sempre in casa. Sì, è sordo. Anche questa è una calunnia di chi che mi vuole male. Caro, Benedetto, c'era anche una cima di uomo, ma un tesoro campanato. Che era tanta gente, mi parlava tanto francese, che non capivo niente. Ho fatto di tutto, c'era quasi tutto combinato, ma senti quello, che sa che fuori Marina hai incontrato. Mi sono torto io! Capito? Che li porta la luna d'oro a cantare, che in fretta si assume Ma lui mi porta via anche a piazza adesso. E le mie figlie, cosa le mie figlie, che non vuoi più sapere, né di lui né di io. È che io che ho fatto troppa confusione, che ho fatto troppo dispetti. E direi a santa verità, alla quale che non è niente, torno. Ma vuole Chiede che sia un genio che da parlare. Guarda, guarda, che bocca credo. Adesso voglio che si spiega. No. Aspetta. Servire farmi, sono pronto. No, Rosina, resta qua. E ti Anzo, tocca a te a domandare. Sì. Desiderava di dire che una parola assuranzo solo? Sempre che non sa cosa dire. No. Santa pazienza, quello che Galadino, solo Galadino a tutti e basta. Mi dispiace, ma non lo posso da sé, no? E far cosa? Perché pararia che fosse per paura di chi che si è venuto a provocarmi. Fragenti uomini. Non posso per una ragione più forte ancora. In presenza di tutti posso dire che mi dispiace davvero che un seguito dei equivoci che abbia potuto forse apparentemente e oggi di qualche dunque comprometta Sofia. Ma che esiste equivoci? Se quello che qua non posso dire. So che parlerà abbastanza curiosa queste mie reticenze, ma mi pare impossibile che tra tanta gente che c'è non vi sia una persona di spirito che capisca la situazione penosa in cui mi trovo. Se vuoi una persona di spirito, non so qua me. Sì. Ma non sa che tanto che rida, signore. Una mare è sempre di spirito. Mi basta dire sta frase per provarlo. Dunque sì. Da sé guai. Cosa vuoi dire? Una volta in casa, ma non che se sempre sta indifferente. No. Nostra figlia c'era tanto tempo che non neanche gli parlava. Sì, ma mi... E dunque cosa che sei da casa?
Cassio no, ma da Luca il Masso. Sì, ma... Non negherà neanche che da un po' di giorni spassisava sotto i balconi. Ecco, spassisare cosa? Lo passare qualche volta che non so, sai, oggi... Ah, sì, tanto spassisava che già noi altri se ne avevamo accorti tutti. Anzi, questa parola di casa che negare. Appunto... Cioè, diceva... Capirà se... Sì, diceva, adesso va mai a Foggia. Dunque, il Masso non c'era per mia figlia, ma... Oh, beh, un capo. Capirà se sono imbarazzata poco, ma so che mi sono giustificata e che a casa. Sì, non dirò niente. Ma cosa? Niente, creature. Sì che dovresti capire, no? Vedi, mica spirito se inudie. Ma non altri, se che avevo capito, A sto punto mi credo di essermi giustificato. Sì. Spero che a casa no, a me, ma... Oh! Una persona di spirito è sempre una persona discreta, vero? Signor Marianzo, Arrivederci. A proposito, e se qualchedunque ha bisogno del sottoscritto, sono sempre pronto. Per me, sono soddisfatto. Ma promesso le non Ieri l'altro, signora Felicita, perché ha detto che spassisava. Fai il contratto! Anche il fiaio! Ma c'è Mi viene qua il Ma contratto! io ti messo un biglietto di cassorte a nostra figlia, sta, chi ha portato ancora il naso a puttana che portava? Mi? E dai, a me pare impossibile di non entrare. A che ne aspettavo un altro? Sì, ma fai tutto. Ma se il naso dei fiori era qua il contrario. Come è che lo va a portare nel camerino di Rosina? Ma se è vero non mica l'ho pensato. Devo trovare amico, che cammino Sì, c'è? c'era il camarino del contratto, no? Sì, che c'era il camarino del contratto! Perché mica questi tutti? Tutta a casa sua! Non ti si sta Dio nel suo camerino! E Daria così mi batta sul uomo morto, Praticavano dei colpi di testa, no? Beh, solamente non so come farò mio un colpo di testa. Via, guarda Gianetto, è il colpo di testa che pensano mi. Signora Felicita, cosa vuole faccia? Oh, niente, mi darei un colpo di testa. Sì, a me? Oh sì, e mi faccio un servizio. La faccia venire dopo e arriva. Dopo? Sì, è più presto ti accolgo. Vabbè, Ah, Mirko, Mari, ho capito cosa stiamo fare. Andremo tutti in carovana nel Ah, bar. questo non sarà mai dito vero? Dai, sì, quanto? C'è per via. Che vuol proprio bene? Quanto a te? Signora, perdonenza, vuol dire che mi sono ingannato. Ma cos'è che sei nato? Ah, maestro, Senato che a sua allieva non canta più e che non avrà più bisogno dei soluzioni benedetto. Mi manda via! No, poveretto, lui ha fatto quel che gli ha potuto e che ne saremo sempre grati. Ma poveri leggi! E poco che vi insegna a Rosina, voleva cantare ancora e vedremo che fai altro che loro. Ma dove? Ma canterà Nana, a qui che non sarà.